Ci saranno ancora alcuni Vertice passaggi, ristretto ma tra il premier Giuseppe Conte e i ministri domani sull'autonomia. L'iter riprende dopo uno scambio duro tra il Presidente del Consiglio e i governatori di Veneto e Lombardia, che al messaggio di Conte agli italiani del Nord, con cui ha voluto spiegare timori e riluttanze del governo, hanno risposto con una lettera aperta in cui si chiede un'autonomia vera, non un pannicello caldo. Non ci stiamo a essere presi in giro, scrivono Luca Zaia e Attilio Fontana. Se si continua con una farsa, come accaduto finora, non firmeremo nulla. Parole che Zaia ribadisce anche oggi. Il mio auspicio è che il governo da subito dia vita alla sua proposta di autonomia in maniera tale che si possa confrontarla con la nostra e se ci sarà un punto di incontro la firmeremo. Se sarà una farsa, se sarà una finta autonomia, decisamente non possiamo firmarla, anche perché saremo irrispettosi nei confronti dei nostri cittadini e non rispettiamo comunque la Costituzione. Nel governo esponenti come il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli si dicono ottimisti sul fatto che domani si troverà una sintesi, ma in giornata nel dibattito sull'autonomia entra il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, secondo cui l'autonomia differenziata può portare efficienza e competitività, ma va assicurata allo Stato la regia su materie fondamentali per l'economia nazionale come energia e infrastrutture. Dovrà esserci efficienza, ma anche solidarietà mediante la conferma dei meccanismi di perequazione tra le diverse aree del paese, si spinge a dire Boccia. I governatori chiariscono di voler solamente cercare di rendere più semplice la vita di chi vive nelle regioni che chiedono l'autonomia. Noi abbiamo fatto un progetto serio, validato a livello scientifico, non vogliamo la secessione dei ricchi, non possiamo accettare che si dica che vogliamo creare un paese di serie A e di serie B e vogliamo solo l'efficienza, la responsabilità e la modernità di questo paese.